Si conclude questa edizione di Caffè Letterario dedicato alle scuole. Ed è una cosa importante, le scuole hanno risposto bene, alcuni istituti superiori agrigentini, questa conclusione con il Raffaello Politi, ma ci sono stati con Leonardo, con Majorana, e voglio sottolineare l'attenzione che mostrano i ragazzi verso gli autori della legalità, diversi autori di prestigio che sono stati presentati in questo caffè letterario. Voglio sottolineare il notevole impegno che hanno portato avanti sia il questore e il vicario, sia anche il presidente dell'associazione Emanuela Loi, Fabio Fabiano, e l'organizzatore Angelo Leone. Io mi auguro tanto che questa esperienza molto positiva possa essere ripetuta. Ultimo appuntamento di questo incontro letterario che si svolge con le scuole. Ecco, possiamo fare un consuntivo di questa esperienza, signor Questore? Sì, è un bilancio molto positivo e molto entusiasmante da parte nostra. Questo esperimento di caffè letterario primaverile che ci ha consentito, essendo in periodo scolastico, la partecipazione alle scuole, senz'altro si è dimostrata essere un'ottima idea. Abbiamo coinvolto numerose scuole superiori, i ragazzi sono stati molto attenti, hanno partecipato con entusiasmo e questo era il nostro obiettivo, l'abbiamo raggiunto e quindi siamo contenti. Sicuramente adesso d'estate proporremo il caffè letterario, quello che si è fatto ogni anno, ma io ritengo che anche nella primavera prossima ripeteremo l'esperimento. Cosa ne pensi di questa iniziativa, questo incontrare l'autore? Sicuramente questa è un'iniziativa molto importante a livello didattico per noi giovani, per formarci, anche perché la tematica è una tematica molto importante e delicata. È importante quindi coinvolgere i giovani in questo tema, quello che è la lotta contro la mafia, proprio perché la mafia è qualcosa che, come dice nel libro l'autore, coinvolge tutti gli strati della società, quindi anche noi giovani, e siamo proprio noi a dover dire no alla mafia, siamo noi per primi che dobbiamo combatterla.